antiche, che va, belli papà, io appartengo all'800, ma mo vago contro viento, ma però, quella che facite mo non mi piace, c'è la verità, preferisco amore antico che faceva spandacare. Bocca a bocca, cuore a cuore, con vaso e con ciore, con un suono di chitarrella, sospirava una nannella. Ma tu chiama innamorata, conosci, indannata, ma l'amore gli dona. Abbonanami l'amore, non c'è più belle papà, che m'andica tutto passa, ma se io capiglio e l'asse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda qua. Io le dico tu si vecchia, state zitta e non guardare. I miei rispetti, professore. Come no? Oggi prende possesso dell'appartamento e secondo me domani se ne va, non ci potrà resistere. Stanotte una luce fuori sul balcone qua, a quell'altro balcone, pure sul terrazzo. E quando lo dite voi, chi lo può mettere in dubbio, professore? È la testa di elefante. Da quanto tempo non la vedete? 20 giorni. E il fumo. Stanotte, con le scintille. Sono il guerriero. Io per me gli faccio la consegna dell'appartamento, gli faccio tutte le raccomandazioni che mi ha detto di fargli il padrone di casa e me ne scendo. Siete decisi finalmente? Sono deciso. Sta gallina ma la mette. Ce l'ho detto pure a mia moglie. Uccidiamola, ce la mangiamo, no signore? Mi sono affezionato come fosse un cane. La mettiamo sul terrazzo, sopra l'olio. Sì, vabbè, però si devono tagliare le ali perché questi tiene l'argento vivo, se no se ne scappa. E non accade, viene a fare poche villeggiature. Ma di turmiente, marà. Non basciò. Questo è morto. No. Come no? È caldo, vedete? Che è morto? Che lo sta dormendo? No, questo sarà morto un paio di minuti fa. Ma se noi? Sì. È morta? Morto. Appena messo piede in questa casa, brutto segno, eh? No, non vi impressionate. Voi lo portavate stretto con la testa sotto il braccio, l'avete affogato voi. Ha già affogato, quello strillava, mi faceva un brugliacco camminato, aveva una voce che pareva da magna. E allora mi scende, signore. Perché? Avevo mangiato una gallina morta. Perché tu te mangi vivi, gallini? No, ma voi siete un signore. E so che i signori se non li vedono ammazzare i polli non se li mangiano. Beh, quando non si conosce il motivo del decesso. Quando non si conosce questa cosa qua. Ma quando si sa come è morto. Il volatile è deceduto per asfissia indipendente dalla sua volontà. Non vecchio insieme a mamma, a figliola passeggiare, fa l'amore esistenziale, o ti scrivo memoriale, dice sì, dice ma non dice la verità, figlio mio belle papà, che le femmine una volta si potessero tornare. Bocca a bocca, cuore a cuore, con un vaso e con un ciore, con un suono di chitarrella, sospirava una nannella. Ma tu chiama innamorata, conosci, che in nottata, ma l'amore gli dona. Abbonare per l'amore, non c'è più belle papà, ti è mandica tutto passa, ma se io capiglio e l'asse. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato quando faccio scicola fontana mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che buttano dentro la fontana è tuo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Trevi. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito Caccio Cavallo. Io un po' paesano, è un buon business. Ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti.
E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok. Scusa un momento, paesa, scusa un momento, qui bisogna stare... Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quant'è? Ogni fotografia 100 lire. Io ne ho fatte 3. 300 lire. Hai ragione, paesa, dopo. Sembra niente. 3. Ma la mia fontana è fotografata 1 migliaio di volte al giorno. Fate un po' i conti, paesa. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatto questa fontana, paesa? Ah sì, un mio bisnonno. Bisnonno. Sì, fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Aspetta, paesa, qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Sì, ho capito, dimmi un po', paesa, ci vogliono molte staffe, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno Uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tutto. Senti, io sono italiano oriundo, Ah. ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa? E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesa, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della cadi. Ok, paesa, complimenti. Domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fritz. Se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto. E quanto? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione. Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda qua. Il rigato si becchia, state zitta e non guarda. Abbonarmi l'amore non c'è più belle papà, tempo antico tutto passa, ma si io capitellasse. Chi straggia non è amore, ma l'amore chi ti dà. Vigna villa, chi sto cuore che ne fa belle papà.